In via Vermigli il Padova femminile ospita il fanalino di coda Caprera per cercare quella vittoria che manca ormai dalla scorsa stagione. È l'ottava giornata d'andata del girone B di Serie B. Il Padova vuole i primi 3 punti per vendicare anche la beffarda rimonta subita 7 giorni fa in quel di Monza. Qua però rischia tantissimo dopo 3 minuti ed è salvata dalla grande uscita di Martina Donà. Poi pian piano le biancoscudate cercano di macinare il gioco. Claudia Ferrato salta anche il portiere ma colpisce l'esterno della rete. Le sarde, nonostante uno score che parla di 37 gol subiti finora e nessun punto fatto in campionato, si dimostrano tutt'altro che un avversario malleabile, anche se qui vengono punite da questa ripartenza velocissima di Claudia Ferrato, che dopo 18 minuti segna l'1-0 ed è anche il suo 4º gol in campionato dopo la doppietta della settimana scorsa a Monza. Padova che quindi riesce a sbloccare la partita e prova, se possibile, a chiudere la pratica anche nel primo tempo. Laura Peruzza al limite dell'area di rigore ma calcia troppo alto con il sinistro, e invece si arriva alla mezz'ora e c'è il pareggio del Caprera con Verro che approfitta della respinta del palo su un calcio di punizione per insaccare tutta sola il gol del pareggio del Caprera. Il Padova non accusa comunque il colpo e dopo 2 minuti guadagna questo calcio di rigore per l'atterramento di Claudia Ferrato. Qua forse anche un pochino generosa la scelta dell'arbitro, che punisce il sandwich di 2 giocatrici contro Claudia Ferrato, anche se il contatto non sembrava così forte, ma tant'è che si presenta la stessa Ferrato dal dischetto che segna così il 2-1 e la sua doppietta. Il Padova quindi scaccia anche le paure e nel secondo tempo cerca di divertirsi. Il tiro di Fabruccio è alto, poi ancora scatenata Claudia Ferrato in contropiede, salta un avversario con il destro, segna la tripletta e dimostra di star tornando molto velocemente ai livelli dello scorso anno, quando segnò 30 gol in campionato. Poi un infortunio di quasi 5 mesi, adesso il suo ritorno era quello che ci voleva per il Padova, anche se in difesa si commettono un po' troppe leggerezze. Qua Verro recupera un altro pallone ma calcia addosso a Martina Donà. Laura Peruzzo cerca gloria anche lei ma è chiusa tra 3 avversari, così è brava a vedere dietro per Claudia Ferrato che con il sinistro, questo bellissimo pallonetto, segna il suo gol più bello della giornata e soprattutto il suo 4º gol personale, così arriva addirittura a quota 7 gol in campionato e 4-1 per il Padova, trascinato da una grande Claudia Ferrato. Cercano gloria poi nel finale anche Arianna Catuzzo con questo destro che sfiora il palo, e poi anche la giovane Giorgia Nicoletto che entra in area di rigore, calcia con il destro una prima respinta del portiere, poi cerca un pallonetto respinto ancora dall'estremo difensore sardo, eppure al 90°, 3º pallone perso dalle biancoscudate davanti alla propria area di rigore. Alla fine Verro ne approfitta per segnare la sua doppietta anche in bello stile con questo scavetto sull'uscita di Martina Donà. Finisce quindi 4-2 per il Padova, che trova la prima vittoria stagionale, fa anche un bel balzo in classifica agguantando il Como al 10° posto, e proprio la settimana prossima le ragazze di Murru faranno visita al Como.